Portare a Palazzo Madama il busto di Lina Merlin, gesto simbolico che significa piantare una pietra miliare nel cuore delle istituzioni, visto che per la prima volta un busto alla memoria di una donna politica sarà posto nelle aule del Senato. Rappresenta il tortuoso, lungo, difficile e non concluso cammino per l'affermazione delle donne in Italia, per i loro diritti, perché ci sono tante leggi, ma c'è una realtà che non le comprende. Lina Merlin non è ieri, è morta nel 79, è oggi. Si onora così l'opera quarantennale portata avanti dalla parlamentare padovana nel secondo dopoguerra a favore delle donne, dei più deboli, delle classi lavoratrici. Madre costituente, socialista, partigiana, si deve a lei se l'articolo 3, oltre che recitare tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, precisi anche senza distinzioni di sesso. Parole considerate storicamente e giuridicamente fondamentali per le donne. L'opera, fortemente voluta dal comitato Lina Merlin, conclude una stagione quasi ventennale di studio e riscoperta storica e culturale della senatrice, icona che oggi viene ricordata non solo per la legge sull'abolizione delle case chiuse. È stata la prima donna a parlare in Senato, è stata l'unica senatrice della seconda legislatura, era conosciuta in tutta Italia per la incredibile lotta fatta per chiudere le case di tolleranza. Il busto bronzeo è stato realizzato dallo scultore padovano Ettore Greco, che per ispirarsi ha pensato a quella tipologia di donne venete cui la senatrice apparteneva.